Buongiorno a tutti ragazzi, questa volta la Corte di Giustizia europea si è superata un pochino. In effetti ragazzi, il glifosato, come ben sapete, un composto chimico prodotto dalla Monsanto, che sarebbe la Bayer, quindi osso tedesco, che l'ha acquistata pochi mesi fa per 63 miliardi di euro, ha detto che il famoso glifosato non è dannoso per la salute umana. Quindi, come sempre, a rimetterci siamo sempre noi. Quindi è inutile combattere perché al finale, come vedete, si aiutano tra di loro. Quindi non è che uno vuole fare il complottista, però se tutti dicono che fa male, perché la Corte di Giustizia europea mi viene a dire che il glifosato fa bene? State sereni. Un articolo su un giornale dice: il glifosato fa bene, state sereni, ora potete morire in santa pace, tranquilli. Quindi, tanto per farvi vedere cosa dicono i giornali, quindi i quotidiani. Quindi sarebbe un'assurdità proprio totale, ragazzi. Quindi in effetti questo disturbante era usato, ciao Vincent, per quando anche in guerra, ragazzi, quando stavano in Vietnam, gli americani lo usavano per, siccome i vietnamiti si nascondevano, diciamo, nelle erbacce, nelle sterpaglie e facevano gli agguati agli americani. Gli americani che cosa hanno fatto? Hanno buttato il glifosato e hanno fatto terra rasa, cioè hanno bruciato tutte le piante. Così questo è l'effetto del glifosato che dicono loro. Quindi è stato usato in Vietnam per disturbare le erbacce come defoliante per deforestare la giungla. Quindi questo è il famoso glifosato che la comunità europea ha detto che è innocua. Cioè, pure in Navalam, dove la fittissima vegetazione si spostavano i Viet Cong da una parte all'altra, è stata usata per sterminare le erbacce e quindi poter trovare i Viet Cong. Quindi in effetti è stato usato anche in guerra per deforestare, quindi pulire e non far nascondere, ciao avvocatella, diciamo gli avversari nostri, diciamo così. Quindi diciamo che l'autorità europea ha emesso, proprio la Corte di Giustizia europea ha dato il proprio benestare all'utilizzo del glifosato, che come sappiamo ragazzi è un veleno, non ci sono santi, tutti ne parlano, è stato fatto nel 1950 dal chimico svizzero Harry Martin. Quindi diciamo che è nocivo con la salute umana, quindi no, Vincent, no, stava in un ristorante molto lontano dal tifone, quindi non ha potuto farmi nulla, no. Mi ha risposto, ha detto Peppe, mi trovo fuori e sto molto lontano, diciamo, da quel posto lì. Però ha detto che se riesce a trovarmi un video di qualche suo amico me lo manda. Lui sta a un ristorante che sta più lontano, diciamo, da dove sta passando il Agibis, come si chiama lui. Quindi diciamo ragazzi che il glifosato fu autorizzato per l'agricoltura nel 74, però fu usato come diciamo pulitura prima di diciamo mettere le piante e tutto ciò. Invece adesso lo usano proprio per piantare e fare tutto, quindi ci sta allora gruppo 1 è cancerogeno, gruppo 2 probabilmente cancerogeno, cioè in effetti ci sta, cioè le analisi parlano chiaro, quindi questo l'ha detto la IARC, quindi non lo dico io ragazzi, il glifosato sta nella seconda, probabilmente cancerogeno, evidenza limitata. Sì, sì, ti leggo, avvocatella. Sto leggendo qui perché è una traduzione. Evidenza limitata riscontrata nell'uomo.
e anche negli animali, quindi in effetti in tutte e due è diciamo provata sia negli animali che negli uomini, quindi più di questo, e questi vengono a dire che è legale, quindi si può ottenere, anche perché sapete bene che la Monsanto è stata... No, stavo parlando con Vincent per il fatto dell'uragano, con Vincent che mi ha cercato il video dell'uragano che il mio amico stava lontano dal passaggio degli Agibis. Quindi il colosso tedesco, cioè la Bayer, l'ha comprato pochi mesi fa per 63 miliardi di euro. Quindi giustamente ragazzi, quando parliamo di queste cifre è inutile parlare che è tutto un mangia-mangia, come dico io qua a Salerno. Quindi quando si fa il mangia-mangia, diciamo, è sempre così, capisci? Vabbè ragazzi, che vi devo dire? In effetti purtroppo, come sempre, siamo noi ad essere vittime di queste cose perché purtroppo il denaro è quello che conta. Questo conta solo oggi come oggi, quindi non possiamo fare altro che purtroppo essere vittime. Raga, che c'è di nuovo? Allora, stavo dicendo che il glifosato è stato dichiarato accettabile per, diciamo, per l'agricoltura e quindi automaticamente viene autorizzato dalla Bayer e dalla Monsanto. In effetti la Monsanto è stata rilevata dalla Bayer per 63 miliardi di euro, quindi in effetti così facendo la Bayer ha vinto nella giustizia che ha fatto ricorso perché è altamente, diciamo, probabile cancerogeno. Però la Corte di Giustizia europea ha dichiarato che il glifosato è buono, quindi possiamo mangiarlo. Quindi se ne fregano se tu cadi malato oppure no, tanto basta che vendono loro e fanno l'agricoltura con questo glifosato, che se ne importano che ti ammali di tumori oppure no. Sì, Napalam pure, sì, in effetti è tutta roba che è altamente cancerogeno, cioè non è provato che è cancerogeno, però sta nella seconda lista probabilmente cancerogeno sia sugli animali che sull'uomo, quindi non è che si esclude, quindi ci sta la probabilità, cioè su 10 persone 3-4 cadranno malate, quindi non è che non porta danni collaterali. Purtroppo il casino dovremmo andare tutti quanti dai contadini a comprare la verdura, ma come fai? Quindi in effetti tutto quello che mangiamo sarà usato con sto glifosato, quindi io pure quando compro i limoni vedo se arrivano da fuori, dalla Spagna, anche perché qua a Salerno stanno i limoni buoni della costiera, quindi quando comprate i limoni non comprate quelli nella rete gialla oppure quelli della Spagna perché sono fatti con certa cera che mettono sopra. Sì, sì, allora muoiono un buono, non ci importa niente, questo è poco ma sicuro. Quindi evitate di comprare, vedete, ma tu guarda una cosa alla mela, no? Io qui a Materno, qui ci sono, sì, lo so che costano, è normale, però se compri la busta Conad che ci sta il glifosato che sta sparso sui limoni, che ti mantiene il limone bello lucido lucido e lo tieni un mese, 2 mesi. Non so se vale la pena comprare sto limone alla fine, anche se costa di meno. Io non lo compro, io quelli là li evito proprio, pure l'aglio ad esempio, io l'aglio biologico italiano, non mi interessa, se è spagnolo non lo prendo, quindi evito proprio, diciamo, prodotti che vengono da fuori, se è italiano va bene, se no non... Un'altra cosa che si dovrebbe fare, in effetti, il pomodoro si dovrebbe comprare quello nel vetro e non quello nella latta. Ciao Antonio, Annabella. In effetti
Sì, sì, l'ho visto, già stanno, ma io non lo sto comprando proprio, non mi interessa proprio. Se non escono le nostre io non le compro, già l'ho viste. Stanno qui a 2 euro mi pare, ma non le ho comprate nemmeno uno. Pure già i mandarini stanno, io li chiamo i mandarini, quindi no, non li ho comprati, quindi aspetto quando escono i nostri. Anche perché qua ho un sacco di amici che vendono arance e mandarini, quindi aspetto. Poi, come stavo dicendo, i pomodori, le pelati, no? Uno dovrebbe comprare. Io stamattina sono sceso al mercato, però non l'ho comprato perché non mi ispiravano fiducia che erano le nostre. Io ho un amico poi a Salerno che me li porta, quindi vado tranquillo. È uno che ha una terra che gira col furgone e quindi mi fido perché lui le va a pigliare la terra e li porta poi in giro, diciamo, per la città. Quindi so che l'è andata a prendere a Eboli da queste parti qua, diciamo, delle nostre terre. In effetti lui va la mattina presto dai agricoltori, se le raccoglie, poi paga e poi va a vendere intorno, quindi vado più sicuro. Al mercato sono passato stamattina, però non mi convincevano tanto. Quindi, come dicevo, pure per i pelati, ragazzi, conviene sempre comprare nella bottiglia di vetro, mai quella di ferro. Tutte le marche che volete voi, Pomilia, tutte le marche che volete, e lo stagno fa male alla salute, quindi io ultimamente sto prendendo quelle, ci sono quelle nei vasi di vetro piccoline, diciamo, no piccoline, da quasi mezzo chilo, che costano 99 centesimi in effetti. Quindi di vetro lo potete, io lo trovo alla Conad, ci sta proprio quello lì già frullato, passato. E dicono i barattoli sono quelli di stagno, fanno male, dicono avvocate. Ma sia Pomilia che Mutti, non è il problema della marca, il problema è della latta. Pure i fagioli, lenticchie, queste cose dovrebbero stare nei contenitori di vetro, non quelli di latta. Perché dice che la latta col tempo può rilasciare questa sua sostanza nel, diciamo, nel prodotto. Vabbè, consumali poi quando la prossima volta compri, prendi quelle di vetro. Tanto oramai ce ne stiamo mangiando da tanti anni. E 2 o 3 mesi in più non cambia nulla fino a... Però uno poi si adegua mano a mano. Quindi ragazzi, come sempre, ci sentiamo dopo. Quindi il glifosato ha vinto sull'uomo, quindi tutto quello che mangeremo, dal grano, dalla pasta, da tutto, sarà tutto quindi fatto con il glifosato. Quindi quando andate a comprare, cercate di comprare biologico, perché forse lì non ci sta nulla. Costa un po', questo lo so, però cercate sempre di prendere roba italiana, come sempre dico. Il pesce purtroppo ragazzi potete prendere tutto quello che volete, il mercurio ci sta dappertutto, quindi è inutile dire, è inutile dire compra il pesce l'orata spagnola oppure l'orata croata o l'orata italiana, perché tutto il mare è inquinato, quindi non cambia nulla. In effetti sul pesce, in effetti, vabbè che qui a Salerno fortunatamente abbiamo il mare, quindi a Salerno è fresco, quindi non c'è problema. Però se dovete comprare le orate non vi fate il problema, a meno che non le andate a pescare a Salerno, allora è un altro paio di mani. Però quelle là d'allevamento purtroppo sono tutti uguali, o in Croazia o a Salerno sono tutte tale e quale, quindi il problema non ci sta. Se poi le andate a pigliare a Salerno oppure a Napoli, allora le prendete fresche, allora è un altro conto, quindi però se andate dal pescivendolo sicuramente saranno o croate o Albania oppure Adriatico, quindi questo è in effetti. Quindi diciamo le alici di Salerno hanno un prezzo, le alici dell'Adriatico hanno altro. Quindi in effetti in questi giorni stavano alici molto grandi, erano quelle dell'Adriatico a 3,90, poi se vai a vedere le alici di Salerno le paghi già 8 euro, quindi ci sta la differenza. Però se le vedi a confronto, l'alice di Salerno è azzurrissima, mentre quella dell'Adriatico è bianca.
opaca, dico, io dico bianca per dire che è più... io abito a Matierno, quindi sto quasi vicino. E vabbè, Adriatico, avvocate perché ci stai tu? Dai, allora se vieni qua a Salerno e vedi, vai qui al porto e vai a vedere quando pescano che arrivano i famosi i puzzi, li chiamiamo noi, ci rimani proprio quando vedo, ti ho mandato le fotografie del pescatore, quello diciamo quello che va, qua si chiama un pennello in effetti, coppa un pennello, cioè il pennello sarebbe il porto dove vanno le navi a Capri, a Ischia, noi lo chiamiamo perché ci sta il porto, quello là dove vanno le navi, e ha visto lei, ci stava lì, era una cernia, era una spigola, erano i polipi. Sì, sì, nelle presse del ristorante messicano, sì, sì, là. Quindi, Upernil, ci sta questo amico che viene tutte le mattine alle 8 e mezza, 9. Quello che pesca, quello ti vende, in effetti. Io ho fatto vedere le fotografie a Vocatella, certi polipi che si muovevano ancora, ma secondo me 2-3 kg erano l'uno, ma proprio grandi. Una bella spigola, secondo me un paio di chili era, vista la fotografia. Quindi è vero ragazzi che li pagate una cosa di soldi, in effetti i polipi vivi qua a Salerno vanno più o meno 15-20 euro al chilo, eh. Quindi diciamo che costano, però tu te lo porti a casa che ci giochi ancora, quindi non puoi dire il polipo, anche perché il polipo congelato, ragazzi, io l'ho visto, non è che costa poco. Ci stanno certi polipi, quelli là grandi, veraci, come li chiamo io, stanno a 13-14 congelato, parlo, qua. Quindi andare sul porto qua a Salerno a comprarlo pure a 15 o 20 al chilo, ma che si muove, è tutta un'altra storia. Poi quando ha preso... vabbè, Jasmine, io prima ci gioco e poi me lo mangio, vabbè. Vieni qua, vieni a farti un giro nel pentolone, quindi... quindi al finale pure me lo mangio. Oppure le seppie vive. Quando ci sta il periodo delle seppie, questo amico mio le vende a 15 euro al chilo, però ti mangi una seppia viva. Ah sì, quello che mangiamo è tutto veleno, non si mette in dubbio, però uno se può evitare certe cose è meglio sempre, quindi io non dico che quello che mangiamo sia sano, quindi vabbè dai finisci di vedere i film paura, avvocato, t'ha visto l'esorcista poi? A mezzanotte gli ho mandato il video, mamma mia, quello è passato, eh? E me i video quelli che mandi tu, avvocato, so poca roba, ci vuole di più. Stasera è sabato, no, lo devi fare venerdì 13 questo. Mezzanotte, candela, specchio e film di paura. E ci vuole altri film di paura, ci vuole di più per mettermi paura, quindi vabbè, no, dobbiamo fare venerdì 13. Allora, specchio, no, no, stavolta tengo le idee proprio buone, tengo, avvocate. Il 31 di ottobre, Halloween. Diciamo la notte che passa tra il 31 ottobre e il primo, cioè dei morti. Quindi diciamo alle 3 del mattino, proprio una cosa bella, facciamo una bella live, tipo esorcista. Specchio, candela, state d'accordo. E beh, dici che sei coraggioso, qual è il problema? Sì, sì, guarda, da piccolo ci andavo tutti i giorni. In effetti andavo dal capitano a comprare i vermi per andare a pescare, quindi andavo tutti i giorni dal capitano. Adesso c'è il figlio perché lui è morto, il signore. Quindi ci sono cresciuto di fronte a quello che vende i gelati al limone. Quindi penso che andava a scuola al nautico a Salerno, quindi... Sì, sì, e come toccavi i vermi, e come pescavo, avvocato? Toccavi i vermi, pensa un po'. Sei capace di non toccare i vermi e dice vai vicino all'amo? Non credo che il verme mi sta a sentire, dico, oh, per piacere, ti metti da solo.
È normale, no? Avvocato con le mani, no? Poi c'avevi il secchio d'acqua salata e mi sciacquavo le mani, no? Quindi in effetti al centro storico ci sono stato fino, secondo me, fino a 24-25 anni prima di sposarmi. Quando mi sono sposato poi, ma stavo tutti i giorni giù a Porto a pescare, quindi nel centro storico di Salerno. Mio padre lavora lì al centro storico, lui prende, diciamo, i cestini dell'immondizia nel tutto il centro storico, quindi lui fa il netturbino lì col camion. Eh sì, pure io li portavo. Fai buono, vabbè. Tanto la serata è buona. Niente, a finale la Corte di Giustizia europea ha detto che il glifosato è ottimo per la salute e quindi è accettabile perché venga messo in commercio per l'agricoltura. Quindi, come si dice, finalmente ci stanno uccidendo un po' alla volta. Quindi, stavolta ci daranno il grazie. Quindi, mangeremo glifosato. Quindi anche se si sapeva che vincevano la causa perché il colosso tedesco Bayer e quanto è che sì, sì, è un nome di gatte neve. Che avvocati tieni gatto mo? Vabbè ragazzi, io vi saluto, ci sentiamo più tardi e quindi il glifosato nulla da fare, ha vinto lui. Quindi ciao Jasmine, ciao Avvocatella, ciao Alessà, ci sentiamo ragazzi. Ciao Jasmine, ciao, ciao Media, ciao.